Tu hai scoperto fegato grasso, ma non hai ancora scoperto trigliceridi alti, resistenza all'insulina, iperglicemia con un glucometro. Questi non li hai ancora scoperti, ma ci sono, perché ci sono prima di avere fegato grasso. Quando arrivi ad avere fegato grasso è una conseguenza finale di qualcosa che hai fatto in modo ripetuto nel tempo. Se continui per questa strada si chiamerà un giorno diabete tipo 2. E attenzione, perché non te lo curano come dovrebbero, risolvendo la causa, ma ti vendono un farmaco per mantenerti malata. Non ti curano, ti mantengono malata, controllata con un farmaco. Cosa fare? Alla base della maggior parte dei problemi che abbiamo oggi c'è resistenza all'insulina. Quindi nel tuo caso, protocollo resistenza all'insulina è un lungo periodo di alimentazione